alti bassi, sottoscritto, ci siamo confrontati con quelli belli, Colonnello, Bruno Cervelli, Adriano Zanchetta. Dei brutti, no, non ce n'era nessuno brutto, erano tutti belli. Però c'erano i buoni, Carolini, Subiani, e c'erano quelli un po' Candiani e Tamburini, non è che erano poi tanto buoni. Abbiamo cominciato a percorrere giorno per giorno e anno per anno la nostra strada, accompagnati ad ogni tappa da professori che ci trasmettevano e ci insegnavano umanità e professionalità, cose che abbiamo poi così maturato nel tempo, ci siamo portati nella nostra professione, così come in altre professioni. Come non ricordare il professor Di Biasi, Pippetti. Come non ricordare il professor De Angelis, zio Tordino, Federici, Rivi, Restani. Non cito il professor Geraci, per il quale nutro un particolare affetto. Non lo cito perché è una presenza costante, attuale ed è irrelevante. Faceva lezioni di storia, ci coinvolgevano e trasmettevano un pathos veramente coinvolgente. Gianni, guarda che pathos non è una parolaccia, Mo tu, se non la capisci, fatela spiegare a Pier Giulio che è bravo in italiano, Pier Giulio, ripeto. Come non ricordare Candiani e Tamburini, che copiavano, cioè Tamburini faceva il compito, Candiani copiava. Tamburini prendeva 4 e Candiani prendeva 7. E Tamburini faceva, ma io ho fatto il compito 4 e Candiani ne avevo fatto 7. Peccato che non c'è. Muti Maurizio, Aire Spalletti, Giorgio De Angelis, Fabrizio Cesidio. Un ringraziamento particolare al preside e al vicepreside di questo istituto che immediatamente quando ci siamo presentati, io e Pier Giulio, hanno dimostrato immediatamente una disponibilità e comprensione per questa cosa. Voglio qui ringraziare la vicepreside, la professoressa Rosati, perché ci ha concesso di poter festeggiare questo evento in un contesto, io direi, più significativo di questo non potevamo chiederlo. Giù sotto c'era la nostra aula, questa era l'aula regina di tutto l'istituto, questo è il primo istituto di Latina. Grazie. Un particolare ringraziamento lo voglio fare a Pier Giulio e a Mario perché si sono prodigati insieme a me affinché questo evento potesse svolgersi nel migliore dei modi e con la partecipazione di voi tutti. Grazie al Presidente del Collegio Provinciale di Geometri Sergio Mascetti e al consigliere rappresentante provinciale della categoria, ci ha onorato oggi e in altre occasioni e quindi dimostra una sensibilità particolare. Devo leggere da parte dell'amministrazione provinciale di Latina che ha portato questo immobile
Un telegramma a nome del Presidente. Pregiatissimi, grato per il cortese e simpatico invito, duole comunicare che impegni istituzionali consolidati da tempo mi privano del piacere di condividere con voi lo spirito goliardico dell'iniziativa destinato a rinsaldare rapporti di amicizia e di vicinanza maturati tanto tempo fa. Nell'augurare a voi tutti una serena rimpatriata, auspico altre future occasioni di ritrovo e porgo i miei cordiali saluti. Armando Busari. Rocco Carta. E io sono veramente felice oggi di fare gli onori di casa. Il preside non c'è impegnato negli esami di Stato e quindi anche a nome del preside, ma di tutto il Vittorio Veneto, io voglio fare gli auguri a questi giovanotti, come si sono presentati l'altro giorno quando sono venuti a chiedermi e sono felice veramente che oggi voi siete qui a festeggiare questo 50° anniversario e un po' mi invidio anche sinceramente. Perché mi invidio? Perché voi siete potuti tornare qui nella vostra scuola. Io me la volevo un po' vendere questa vostra idea, ma non me la posso vendere perché il mio istituto non esiste più, è stato demolito. E quindi con i miei compagni non potrò mai festeggiare una cosa del genere e mi dispiace tantissimo. E poi voi siete tornati in quest'aula che sicuramente è un orgoglio, voglio dire, forse è una delle più belle aule di Latina, storiche di Latina. Sicuramente sì. Sicuramente sì. E poi l'idea di fare questa lezione stamattina particolare, una lezione come 50 anni fa, bellissima. E proprio oggi che in questo istituto si stanno svolgendo gli esami di Stato, ci sono i miei alunni che stanno facendo gli esami di Stato. È stato bello vedere nei corridoi oggi i diplomati di ieri e i diplomandi di oggi, con le preoccupazioni, con le paure, con il libro ancora per dare molto una sbirciatina. E questo confronto, queste emozioni che si ripetono ogni anno e che comunque segnano la vita di ciascuno di noi. Vabbè, basta con le chiacchiere, le mie chiacchiere, voi siete i protagonisti oggi per quello. Tanto auguri, però ci vediamo. Certamente. Qualche anno? Lei tra 25 anni è precettata. No, va benissimo, tra 25 anni sarò qui. Precettata. Nino, mi raccomando, 25 anni qui, Va bene, questo è l'invito. Grazie. Grazie per essere di Giulio Giuliano, detto mamma Giulio. Faceva spostare lei, faceva spostare lui, poi la fotografare solamente lei, era una coppia di sposi. C'è tanto che ci viene a fare, c'è meglio, detto simpaticissimo. Il Collegio dei Geometri di Latina ha voluto onorarci con una pergamena ricordo, ve ne leggo una, è uguale per tutte quante. Quindi oltre al diploma, ma quella è una cosa interna, come ha detto bene Mario, è una cosa tra di noi, questo invece ha il bello dell'ufficialità. Premio di riconoscimento alla longevità professionale, il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina conferisce al geometra Antonio Passi, il primo ovviamente, attestato di riconoscimento per i 50 anni dal conseguimento del diploma, firmato dal Presidente del Collegio. Oltre a questo, con Rocco abbiamo pensato di fare una targa ricordo per ognuno di noi, quindi adesso a me spetta il compito di chiamarli uno per uno e poi far consegnare questi stati e questa targa a ognuno di noi. Un ringraziamento particolare alla professoressa Giorretta, che è la Presidente dell'Associazione Vittorio Veneto, quindi ricordate. Però non si può dire che la scuola è la liceo, la scuola è sempre stata l'istituto tecnico commerciale per ragioni del gioco, quindi come tale deve rimanere.
farmela girare, se no sempre peraltro c'ho le macchine che non le posso cancellare. Vabbè, insomma, è stato raccomandato. Dalla moglie di Roberto Maragoni. Giuliana Maragoni. Marco, ha detto il professore che te ne Adriano Zanchetta aveva una calligrafia e scrittura eccezionale. Era ricordato per l'ordine, come l'algebra, la matematica, tutti quanti lo copiavamo con invidia. La dedica l'abbiamo scritta sulla targa al maestro Antonino Geraci per 3 anni di supportazione e 50 anni di amicizia. Sono diverse perché sono 2 mani. Quello è sempre un pittore e lì ci sono tutti i nostri personaggi, bellissimo. L'unico personaggio che non siamo riusciti a individuare, che possiamo immaginare che possa essere Vittorio Emanuele III, è questo qua. Abbiamo pensato a Vittorio Emanuele III perché ci sono fratelli all'Istituto Militare, quindi il soldato, quindi abbiamo pensato che fosse questo. Gli altri invece sono tutti riconoscibilissimi. Poi dai lati naturalmente abbiamo un quadro di quel periodo, no? La famiglia con il bimbo, il quale bimbo, qualcuno di voi forse lo ha conosciuto, almeno ne ha sentito parlare, è Giulio Mantosti, che abitava a Banca d'Italia. Papà era a Banca d'Italia e loro abitavano lì. Giulio Mantosti. Ecco, appunto, Giulio Mantosti, quelli che siamo di Latina l'abbiamo conosciuto. Esatto, oggi un comune e lì era un bimbo. Questa bimba invece laterale era Cavazzi. Vi ricordate che il barbiere stava sul microfono? Lì, come vedete, c'è un nero, no? Un nero naturalmente riferito alle colonie, alle colonie, però il nero c'ha una coda. C'ha una coda? Vedete, ha una coda. E allora nella ricostruzione che abbiamo fatto, si ricordate che gli inglesi facevano la caccia alla volpe in Africa mettendo una coppia di volpe di Spagna. Ricordando questo, noi siamo andati a fare a controllare questa questione ed è venuto fuori questo, e cioè sta a rappresentare quello che gli inglesi facevano nell'Italia. Nonostante il fascismo non lo facevano assolutamente. Poi qui abbiamo praticamente un quadro proprio dell'epoca. E c'è la battaglia del Grano, esatto, la battaglia del Grano. Da questa parte invece, ecco perché c'è una mano diversa, perché qui l'altro pittore aveva fatto altri personaggi, altre perché non c'era la sua figura, sapete benissimo che la sua figura doveva essere dappertutto. Ecco, e allora dovettero eliminare la pittura già esistente e rifare questa pittura, ecco perché una mano diversa, questa la fece la Laglia, con Mussolini e i quadrupoli. E poi qui sempre le famiglie, perché l'importanza della famiglia, lo sapete benissimo, il neonato, come lo vedete, che viene presentato. Questo è proprio così detto. Noi avevamo fatto